Mentre il battello dei turisti fa il giro lungo il Brenta tra le rovine della Riviera, apprezzamento tra i sindaci di Pianiga, Dole e Mira nell'apprendere in mattinata che il comune di Mirano donerà 27.500 euro ai territori devastati dal tornado. Scetticismo degli stessi primi cittadini invece nei confronti della lentezza degli aiuti dal governo, a cui chiedono concretezza per il tramite del suo portavoce oggi in Veneto. Immediato servono soldi, o meglio servono gli SCEI, come mi chiedono i miei concittadini, e quelli li aspetto con impazienza. Oggi abbiamo anche una riunione tecnica per sapere le modalità prettamente operative nell'affrontare adesso i prossimi tempi. Comunque ripeto, quello che servono sono i soldi. 250.000 euro i soldi raccolti dai privati per dolo, ma servono milioni, dice il sindaco. Nel dettaglio 27 milioni per le case ai privati, 10 milioni per i danni alle ville venete, 3 milioni per le auto danneggiate e infine 1,5 milioni per i beni pubblici. Loro veramente hanno necessità di avere un futuro su cui puntare. Questo è il nostro compito oggi. Ho visto una buona disponibilità da parte sia della Regione Veneto che del governo. Ripeto, ottenere lo stato di emergenza in 12 giorni non era scontato, ma è successo e questo è un dato positivo. Capire adesso come gestire le risorse una volta che arriveranno, questo è il passaggio che a noi sindaci sta a cuore. Il 95% dei danni subiti sono quelli dei privati e delle imprese, aggiunge il sindaco di Mira, che chiede al governo una deroga al patto di stabilità anche per il biennio 2016-2017. Insomma, soldi all'orizzonte non se ne vedono, dice. È così, di fatto tutte le risorse stanziate sono per il pubblico ha il 5% dei danni, noi dobbiamo rispondere ai cittadini, imprese e case che sono state distrutte. Al momento gli unici fondi che abbiamo, oltre a quelli promessi dalla Regione per il privato, sono i fondi di solidarietà donati dai cittadini e da noi comuni che facciamo quello che possiamo. Ci stiamo arrangiando nel modo più totale. La soluzione è una legge che destini fondi a questa emergenza, sullo stile dell'Emilia, su un altro stampo. L'importante è ridare un tetto e un'azienda a chi le ha perse.